una perversione atea, perché molti di questi che coltivano queste cose poi ci credono. Ecco, però io invece non ci credo. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 14 di aprile, venerdì, sono le 7.33, radiolibertà.net, il nostro sito, potete ascoltare e vedere anche da lì come dal canale 252, spero che funzioni, del digitale terrestre. E intanto andiamo anche a vedere la pagina Facebook di Radio Libertà per avere sott'occhio il palinsesto della giornata. Potete vedere tutto ciò che va in onda da qui in avanti. Prima pagina dell'agenzia ANSA, in diretta sulla CNN, un arresto show per la talpa dei leak degli sgocciolamenti di notizie, delle fughe di notizie americane. È un aviatore 21enne, Jack Teixeira. Fa parte della Guardia Nazionale in Massachusetts, ha diffuso documenti top secret, anche se il presidente americano ha detto c'è poca roba lì, non ci fa nessun danno, comunque sulla piattaforma per videogiochi Discord. Uno dei file rivela che la Cina aveva deciso di fornire armi alla Russia per l'invasione all'Ucraina. Incredibile. A Istanbul muore Giulia Ituma, l'atleta si sarebbe suicidata, giocatrice di volley, 18enne, italiana, nigeriana, era in trasferta con la squadra, ripresa dalle telecamere dell'albergo in una lunga conversazione al telefono. Terzo titolo, l'esplosione in una fattoria del Texas. Morte 18.000 mucche. La causa forse uno scarico di fumi del letame surriscaldatosi. A questa notizia dà amplissimo rilievo l'ANSA, terzo titolo di stamani. La valanga travolge un corso di guide alpine, 3 dispersi in Valle d'Aosta. Il ministro San Giuliano annuncia musei gratis 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. La 7 sospende la trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti. Tutto si chiarirà presto, dice il conduttore. Vedremo che ci sono voci di soldi, di pagamenti a personaggi come il personaggio in odor di mafia Baiardo, che ha intervistato più volte, ma comunque vedremo gli articoli dopo. Intanto, con piena attuazione del PNRR, una spinta del 3,4% al PIL nel 2026, ma come vedremo farà molto discutere il fatto che nel DEF del governo di centrodestra c'è il richiamo al fatto che i migranti possano dare una mano a ridurre il debito. Vedremo in che termini e come più tardi. Da qualche articolo di giornale, ok, del Senato, intanto al decreto sulla governance, cioè sul modo di gestire il PNRR. Il testo va alla Camera. Il ministro Giorgetti ha detto stop alle misure straordinarie, bisogna rivedere il bonus casa. Il governo chiede l'ok. In primo piano anche l'addio a Mary Quant, l'inventrice della minigonna, se n'è andata a 93 anni, l'icona della Swing in London, anni 60 e boom economico, brillante imprenditrice, un inno alla libertà, la minigonna. Sciopero delle ferrovie, venerdì nero oggi per chi viaggia dalle 9 alle 17 e poi Calenda e Renzi. Calenda dice non faremo il partito perché Renzi non lo vuole, avremo modo di divertirci più tardi, mentre Zelensky, il presidente ucraino, chiede armi. Ovviamente le nostre azioni saranno potenti, dateci le armi. Sul ponte sullo stretto, vittoria dell'Italia in Unione Europea, che ha detto sì tramite una commissione. E poi ancora il caso Terna, o meglio, le nomine a Terna, gestore delle reti elettriche, Di Foggia, amministratore delegato, donna, De Biasio, presidente. Come il fatto poi sottolineerà, De Biasio, leghista, ha ben 3 poltrone interessanti da tenere strette. L'Unione Europea al lavoro contro il traffico dei migranti in Tunisia. Johansson andrà a Tunisi, Tajani, il ministro degli esteri italiano, incontra il ministro degli esteri tunisino alla Farnesina. Chi vivrà vedrà. Arrestata Laura Bonafede, maestra, per lei anche blocco dello stipendio, farebbe parte della rete di complici che ha protetto Matteo Messina Denaro. Pier Silvio invece ha detto che papà è di ottimo umore, ieri ha visto il Milan, sta migliorando, a vista d'occhio Silvio Berlusconi. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Vi segnalo su Dagospia, ma poi vedremo altri articoli e parleremo stamani con Felice Manti, caporedattore del giornale, autore con Edoardo Montolli del primo libro vero, serio, documentato sulla strage di Erba, che è disponibile anche con tutti gli aggiornamenti ovunque, anche online, Il Grande Abbaglio. Parleremo con lui alle ore 9 della riapertura
della vicenda. Il processo per la strage di Erba potrebbe essere riaperto, titola Dagospia. La Procura di Milano è al lavoro sull'ipotesi della revisione del procedimento contro Lindo Romano e Rosa Bazzi. Il tutto si fonderebbe su nuovi testimoni, intercettazioni ambientali finora mai prese in considerazione. Sembra incredibile, ma è vero. Ci sono intercettazioni ambientali che risalgono ovviamente al 2006-2007, mai prese in considerazione in 3 gradi di giudizio. I 2 coniugi sono accusati dell'omicidio di Raffaella Castagna, suo figlio Paola Galli, nonna del bambino, e della vicina di casa Valeria Cherubini. L'inchiesta delle Iene, ricorda Dagospia. Felice Manti stesso sul giornale di oggi, pagina 16, poi lo vedremo meglio, si occupa della ipotesi di revisione del processo. Tra le nuove prove, audio spariti, recuperati grazie al lavoro tenace di Edoardo Montolli, e ricordi modificati. Il PG, il procuratore generale, il sostituto procuratore generale del Tribunale di Milano, Cuno Tarfusser, sposa le tesi dei legali di Olindo e Rosa, ma i vertici della Procura Generale prendono tempo, scrive il giornale. Ne parleremo con Felice Manti. Gabriele Moroni e Anna Giorgi sul quotidiano nazionale Il Giorno se ne occupano della strage di Erba, pagina 17. Olindo e Rosa innocenti, ora riaprite il processo. Questo è il succo delle argomentazioni del sostituto procuratore generale, il magistrato Cuno Tarfusser, che è convinto che siano innocenti. Nelle sue 50 pagine, non 20 come ha scritto qualcuno, di richiesta di revisione, non di relazione, perché il magistrato chiede a Brescia la revisione del processo. Nella richiesta di revisione il magistrato si è fatto un'idea precisa e lo scrive con molta onestà e franchezza, ovvero ritiene i 2 innocenti, non solo revisione del processo, ma proscioglimento dei 2. In Procura Generale soltanto una relazione preliminare. Non è vero. Gelo a Palazzo di Giustizia, scrive Il Giorno, il pool di legali della coppia condannata all'ergastolo insiste. Confessione non valida, riconoscimento fragile, altre piste plausibili, scrive Il Giorno. Un tweet delle Iene: perché Rosa e Olindo non possono essere gli assassini della strage di Erba? Ve l'abbiamo spiegato punto per punto, scrive Le Iene, la redazione delle Iene, nella puntata delle Iene presentano Inside. E c'è naturalmente, questo è un utile riassunto della puntata di 3 ore e 40 minuti, Le Iene Inside. Le Iene presentano Inside, dedicato alla strage di Erba. Rosa e Olindo non possono essere gli assassini perché non avrebbero potuto scappare dalle scale della palazzina di Raffaella per poi rientrare nel loro appartamento come sostenuto invece dalle sentenze. Rosa e Olindo non possono essere gli assassini perché è impossibile che non abbiano portato in casa loro neppure una minuscola traccia ematica. Non possono essere gli assassini perché l'unico dopo un carabiniere interrogandolo gli ripete il nome di Olindo per 9 volte, il ricordo di Frigerio cambia. Non possono essere gli assassini perché l'unica traccia di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo non appare nelle foto. L'abbiano portato lì i suoi colleghi. Non possono essere gli assassini perché non possiedono le facoltà mentali necessarie a concepire, pianificare ed eseguire una strage così complessa. I reperti che potrebbero dimostrare queste verità, nonostante un ordine di 2 corti che intimava non distruggerli, sono stati incomprensibilmente distrutti per sempre da un cancelliere del Tribunale di Como. Ci sono altre piste credibili e mai approfondite, piste su cui i carabinieri nei giorni immediatamente successivi alla mattanza avevano raccolto testimonianze che avrebbero potuto avvalorarle, ma che sono state lasciate cadere nel vuoto. E questo è il super riassunto della puntata completa su Inside, le Iene Inside. Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti, il titolo. Sul Corriere della Sera, in cronaca lombarda, c'è un pezzo di Andrea Galli, errori e omissioni nelle indagini, e questo è un punto importante, strage di Erba, riaprire il caso. È la richiesta del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, che ha chiesto di riaprire il fascicolo, rifare il processo. Dalle intercettazioni sparite ai misteri delle macchie di sangue, scrive il Corriere della Sera. Dopo 16 anni la possibile svolta, ma i tempi per concludere l'iter saranno lunghi. Poi vedremo meglio questi articoli. Su Repubblica non c'è nulla sul cartaceo, ma online c'è un interessante articolo di Sandro De Riccardis, strage di Erba, ecco perché la Procura Generale di Milano sta valutando la revisione del processo. Poi ci torniamo sopra. Intanto vi segnalo però a volo sul sussidiario.net
un'interessante intervista al generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo Vertice Interforze e della brigata Folgore in numerosi teatri operativi, tra cui Somalia e Kosovo, che torna ad analizzare la guerra russo-ucraina. La confessione dell'Ucraina spiega il vero motivo della guerra. Gli Stati Uniti non credono alla vittoria degli ucraini, ma nessuno può dichiararsi sconfitto. Kiev è a corto di uomini e i leaks potrebbero essere una manovra. Le carte americane top secret uscite sui social mostrano che gli americani non sono convinti di una possibilità di vittoria degli ucraini. Al di là delle spiegazioni sulla fuoriuscita delle notizie segrete, anche se la talpa pare sia stata individuata e punto poi arrestata, sembra questo l'orientamento tra i vertici militari degli Stati Uniti. Scettici sulla possibilità di vincere da parte dell'Ucraina, e la guerra non sembra mettersi bene per l'Ucraina. In questo momento si parla del video della decapitazione di un soldato ucraino da parte dei russi, ma guardando ai fatti non ci sono segnali di rivincita. La tanto annunciata controffensiva ancora non parte. Mentre a proposito dell'arresto del 21enne, il nome in codice OG, scrive Inside Over, la colla gorilla, l'arresto, chi è la talpa dei leak statunitensi? Le autorità americane hanno spettacolarmente arrestato Jack Teixeira, l'uomo responsabile della fuga di documenti riservati comparsi sui social network negli scorsi giorni. A mettere insieme i tasselli del caso relativo ai file statunitensi trafugati, scrive Mauro Indelicato su Inside Over, ci hanno pensato alcuni giornalisti americani che hanno rintracciato l'origine del leak, cioè della fuga di notizie. Tasselli non risolutivi, ma che hanno dato forma al mosaico di un caso spinoso per Washington. Da alcuni giorni è noto l'albero genealogico dei documenti postati in chat e arrivati poi a essere di dominio pubblico. Tutto è partito dal server di Discord denominato Thug Shaker Central, una community di 20 utenti in cui da gennaio a febbraio sono state caricate decine di file top secret. Poi qualcuno a fine febbraio ha messo parte dei documenti sul server dedicato allo youtuber Wow Mao, sempre all'interno di Discord. In un secondo momento i file sono arrivati all'interno di una chat frequentata da videogiocatori di Minecraft. Infine le carte segrete hanno preso il largo, postate il 5 aprile prima su 4chan e poi su Telegram. Occorre capire chi ha fatto partire la sequenza, chi ha materialmente inserito i documenti dentro Thug Shaker Central. Secondo il New York Times, il primo quotidiano a risalire al nome della talpa, il colpevole è l'arrestato Jack Teixeira. Si tratta di un dipendente 21enne, reparto intelligence, Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts. La lente di ingrandimento in queste ore è stata puntata sulla community da cui tutto è partito. Thug Shaker Central. Chi si è nascosto lì dentro? Il server oggi non c'è più, ma uno degli utenti è stato rintracciato dal Washington Post. L'intervista ha permesso di capire un importante dettaglio. La chat era frequentata da adolescenti. Il quotidiano della capitale statunitense, il Washington Post, per intervistare il testimone ha dovuto chiedere il consenso dei genitori. Thug Shaker Central altro non era che una chat nata per interrompere la noia e l'isolamento dei lockdown. Una ventina di adolescenti hanno trovato qui il modo di trascorrere i pomeriggi, ma non si trattava di adolescenti presi a casaccio. All'interno della chat creata su Discord si entrava a invito. Alla base della convivenza vi era la condivisione di idee e valori, ad emergere una visione conservatrice della società, e alcune battute e considerazioni dal tenore razzista erano ospitate nella chat. Secondo il ragazzo intervistato si trattava di considerazioni innocue o per scherzo. Ad ogni modo, dentro Thug Shaker Central a prevalere era un certo spirito di gruppo. Era come una famiglia, ha dichiarato il ragazzo al Washington Post. Non erano solo adolescenti statunitensi, la metà degli utenti ammessi erano stranieri risiedenti in Sud America, ma anche Ucraina, Asia e paesi dell'ex blocco sovietico. Gran parte di loro si erano conosciuti in un'altra chat di Discord, quella dedicata ai fan di Oxide, canale YouTube molto popolare che si occupa di armi e attrezzature militari. Durante la pandemia la scelta di creare un club più esclusivo. Un gruppo considerato una famiglia da parte degli adolescenti membri che vi appartenevano, con a capo un leader indiscusso. Come arriviamo dal gruppo di adolescenti al trafugamento di notizie di carte segrete? Il nome dell'utente era OG, l'arrestato. A raccontarlo il ragazzo intervistato dal Washington Post. Era il mio migliore amico, ha detto il ragazzo. Se mi dovessero chiedere informazioni su di lui, non le darei. Considerazione che conferma il grande legame tra OG e il resto del gruppo.
Interessante, vero? Come tutto ciò diventi poi oggetto della fuga di notizie. A proposito di fuga di notizie e di fuga vera, fisica, il caso della fuga del russo Artem Us, imprenditore evaso da Basilio, Milano, dove era agli arresti domiciliari in attesa dell'estradizione negli Stati Uniti, è evaso il 22 marzo. Gli americani accusano l'imprenditore di violazione dell'embargo nei confronti del Venezuela per contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio. La Procura di Milano apre un'inchiesta sulla fuga. Il sospetto è che l'imprenditore sia stato prelevato da uomini dei servizi segreti russi con un blitz ad hoc. Il caso della fuga di Us, l'imprenditore russo da Milano in Russia, Nordio, il ministro di giustizia, ordina un'ispezione, gli accertamenti sulle scelte dei magistrati milanesi che avevano disposto i domiciliari. Da parte governativa si butta un po' la palla nel campo della magistratura milanese. Colpa dei magistrati milanesi la fuga del russo. I tempi, la richiesta di informazioni del ministero è arrivata nei giorni scorsi. E poi l'arresto a Milano, scrive il Corriere della Sera, la beffa, gli interventi mancati dopo l'allarme degli americani. Altro tema importante di oggi, lavoro e migranti. Vi segnalo sul sussidiario.net un interessante articolo di Natale Forlani. Il collegamento tra sbarchi di migranti e fabbisogni delle imprese è falso. Si continua a ritenere che il crescente numero di immigrati sbarcati sulle nostre coste possano essere d'aiuto per il mercato del lavoro. L'ex sindacalista CISL Natale Forlani dice non è vero. Non c'è legame tra sbarchi e fabbisogni delle imprese. Però il documento di economia e finanza, e lo sottolineano i quotidiani critici verso il governo come Avvenire, La Stampa e altri, il documento di economia e finanza targato governo di centrodestra, Giorgetti eccetera, dice più migranti, meno debito. Secondo un'analisi contenuta nel testo, l'aumento del 33% dei flussi di immigrati favorirebbe la crescita economica e il calo del debito pubblico. Pubblicato il documento varato martedì. Ci sono interventi di disciplina pensionistica, ci sono misure come la delega fiscale, eccetera, eccetera, ma c'è anche la questione dei migranti, giusto appunto, le pensioni tra i 21 collegati, rimane la scarsità delle risorse. Sulla questione del debito che viene ridotto dall'arrivo dei migranti si sofferma anche La Stampa. Le stime del governo sovranista dicono che se gli ingressi di migranti aumentano, migliorano i conti pubblici. Gli economisti, flussi decisivi, ma servono politiche di inserimento nelle scuole e nel lavoro. La Stampa se ne occupa in primissimo piano, a pagina 3 con Giuliano Balestrieri, Fabrizio Goria, un incremento del 33% degli arrivi di immigrati vale un calo del debito di 30 punti. Questo vuol dire che se facciamo arrivare il 100% di immigrati in più, cala del 90% il debito. Fantastico, abbiamo trovato il modo di ridurre il debito pubblico, far arrivare l'Africa in Italia. Senza nuovi studenti, i laureati scenderanno da 300.000 a 70.000 entro 30 anni, ma chi se ne fotte, più ignoranza c'è, meglio si sta. Comunque, per abbattere il debito pubblico, l'Italia ha bisogno di più immigrati. A metterlo nero su bianco, scrive La Stampa, è il Ministero dell'Economia guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti nel DEF, Documento Economia e Finanza. È una ricetta nota a tutti gli economisti, a tutti gli esperti demografici, insomma anche quei cretini della Lega dovrebbero capirla che è così, lo dicono tutti gli economisti, i demografi. Più accogli e più diminuisce il debito. Infatti è una ricetta universale, universalmente nota. Cosa fanno i paesi che hanno il debito pubblico elevato? Fanno arrivare una massa di immigrati che così magicamente il debito va giù. Poi vi domanderete qual è il collegamento, il link. Siete dei cretini, degli imbecilli, degli zozzi. È dei trogloditi, dei deficienti in senso tecnico. È una ricetta nota a tutti gli economisti ed esperti, ma a stupire è che adesso venga accolta da quegli Zulù della Lega, del governo, no? Questo è il tono dell'articolo della Stampa. È una ricetta nota a tutti gli economisti che se tu fai arrivare immigrati ti cala il debito, ma fa stupore. A stupire è che venga accolta e condivisa dal governo più a destra della storia repubblicana. Lo stesso governo che solo pochi giorni fa ha dichiarato lo stato d'emergenza per 6 mesi per l'immigrazione e ha nominato un commissario straordinario per i flussi. Per allestire meglio i flussi, non hanno capito questi qui della Stampa. Il commissario non è lì col bastone a cacciare gli immigrati, il commissario è lì a organizzare l'accoglienza. È diverso, è molto diverso. Nel DEF si legge che l'arrivo di popolazione straniera in età lavorativa potrà migliorare il rapporto tra debito e PIL anche di 30 punti percentuali. Ciumbia,
Data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, c'è scritto nel DEF, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Secondo i calcoli del Ministero leghista dell'Economia e delle Finanze, un aumento della popolazione di origine straniera del 33% farebbe calare il debito pubblico di 30 punti. Una contrazione del 33% invece lo farebbe aumentare di quasi 60 punti. Cioè se noi tagliamo l'afflusso di immigrati del 33%, boom, il debito pubblico sale del 60%. La presa di coscienza dell'essenzialità dell'immigrazione è cruciale, secondo gli esperti di scienze sociali. Come ti gode la stampa per sta roba qua? Il nodo protezione, invece, frenata del governo sulla linea dura, la Lega non ritira i suoi emendamenti, ma il governo non vuole accoglierli per avere maglie più strette per dare la protezione, cioè per accogliere i profughi e riconoscerli come tali. Il partito di Salvini preme per la cancellazione dell'escamotage più usato dai clandestini per non essere rimpatriati. Ma Fratelli d'Italia e Forza Italia sono cauti. Vuoi vedere che vogliono diminuire il debito? Tutto rinviato al confronto in Parlamento. Oggi la Premier vola in Etiopia. Non funziona, scrive Gian Michalessin su Il Giornale di stamani, non rientra nella normativa europea e rappresenta in sostanza l'escamotage legislativo più utilizzato per garantire la permanenza in Italia di decine di migliaia di migranti irregolari che altrimenti andrebbero rimpatriati. Che cos'è? È l'istituto della protezione speciale, cioè io arrivo e dichiaro al fine di essere protetto e di aspirare a diventare profugo. L'istituto della protezione speciale resta il tema più controverso del cosiddetto decreto Cutro, con cui le forze di maggioranza intendono inasprire le norme sull'accoglienza. Così controverso da spingere Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia a non affidarne la modifica a 2 emendamenti presentati ieri in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Tutto viene rimandato alla settimana prossima, cioè al dibattito in aula in Parlamento. Dalla decisione traspaiono le diverse sensibilità con cui le forze di governo affrontano una riforma trasformatasi nel nodo di Gordio del decreto Cutro. La Lega preme per cancellare la protezione speciale e non intende, ha detto il capogruppo al Senato Romeo, ritirare i 21 emendamenti presentati al decreto. Fratelli d'Italia invece e Forza Italia consigliano cautela. Si vedrà insomma se prevale la linea restrittiva per concedere la protezione speciale agli aspiranti profughi della Lega o se prevale invece il buon senso buonista di Forza Italia, Fratelli d'Italia e compagnia bella. E a proposito di questioni legate all'immigrazione, i bengalesi sul barcone, scrive il giornale, sbeffeggiano l'Italia, passaporto fatto a pezzi e lanciato in mare. Noi arriviamo senza documenti, è l'unico paese al mondo in cui tu puoi arrivare senza documenti. L'Italia, il bel paese. I trucchi per farsi accogliere. C'è un video sui social del Bangladesh per dimostrare com'è semplice fottere gli italiani, ingannarci. I bengalesi che sbeffeggiano l'Italia, fanno a pezzi il passaporto e lo lanciano in mare. Italy, un migrante dall'oblò della nave è arrivata al porto di Catania. Mentre Tajani sigla l'intesa con la Tunisia, ci invieranno 4.000 lavoratori, dice il ministro degli esteri. Che gioia, così diminuisce il debito pubblico. Operazione della Farnesina per aumentare gli immigrati regolari. Nel frattempo del DEF si occupa anche il Fatto Quotidiano, il DEF dell'austerità, spiccioli per pensioni, contratti e tasse. Una stretta da 50 miliardi, giù i consumi e giù la spesa della pubblica amministrazione. Un DEF restrittivo, draghiano, diciamo così, secondo il Fatto Quotidiano. È ufficiale, il ponte di Messina ci costerà più di 15 miliardi. Scrive ancora il Fatto Quotidiano parlando di maxi spreco, stime su del 60%, usiamo i fondi europei, dice il governo, ma sono spiccioli, il nodo è quello della gara. Nell'allegato infrastrutture del DEF 2023 compare per la prima volta il ponte sullo stretto di Messina, considerata un'opera prioritaria e strategica. Il governo ha resuscitato il ponte e ci fa sapere che costerà il 60% in più di quanto previsto nel 2012, quando l'opera venne fermata dal governo Monti. È tutto messo nell'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, il DEF, appena approvato. Il documento classifica il ponte come opera
prioritaria, e dagli aggiornamenti del Ministero delle Infrastrutture esce fuori l'astronomica cifra di 13 miliardi e mezzo di euro di costo preventivato, scrive il Fatto Quotidiano. A proposito invece di DEF, su Repubblica, zero sulle pensioni e l'inflazione gonfia la curva dei costi. Resta in vigore la legge Fornero. Anche qui c'è evidenziato che il documento di economia e finanza prevede che un aumento dei flussi di migranti del 33% avrebbe un impatto molto buono sul debito pubblico. La riduzione al 2070 del debito pubblico, al 2070, se accogliamo oggi nel 2070 avremo una riduzione del 30% del debito pubblico, ma ci prendono per cretini veramente questi qua. Il ponte sullo stretto, invece il governo ha aggiornato il costo, sono 13 miliardi e mezzo di euro il costo, una cifra superiore rispetto alle ultime stime, e ad oggi non esistono, si legge nel DEF, coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ma è incoraggiante questo DEF qua. Sembra scritto dall'opposizione. Comunque rispunta la riforma del catasto con un allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti. Altra bella notizia, la spiegazione del Ministero dell'Economia è una ricognizione di interventi già adottati in passato. Insomma, c'è da star lì con la lente e con la pistola per esaminare questo DEF. La Lega spera di confermare quota 103, ma costa 2 miliardi e 2. Andiamo bene, mentre sul Fatto Quotidiano c'è appunto la triplice poltrona di Igor De Biasio, il consigliere vicino alla Lega, che sta in Rai, sta ad Expo e sta a Terna. De Biasio tris di poltrone, scrive il Fatto Quotidiano. Mentre a proposito di poltrone di un tempo, Formigoni, grande festa per i suoi 76 anni per dimenticare 70 mesi di condanna, scrive sempre il Fatto Quotidiano. Il peggio è passato per il celeste Formigoni. Il sottobosco politico milanese torna a omaggiare l'ex re. In un video compare anche Attilio Fontana. Ciao Roberto, cosa doveva dirgli? Vai a fare in cuore. Ciao Roberto mi sembra il minimo. Ad ogni modo ha fatto 76 anni Formigoni. Cambiamo decisamente scenario, cose importanti ce le ricorda il sussidiario.net con una lettera. Caro direttore, la lettera è stata scritta a proposito della situazione in Birmania, l'ultima tragedia in Myanmar, Birmania. ONU, Amnesty, Greta, l'Occidente, i latitanti che ci condannano all'inferno. È un cittadino birmano a scrivere la lettera a sussidiario.net. Il villaggio di Pasighi bombardato con gli aerei, poi gli elicotteri hanno mitragliato i soccorritori. Dov'è l'Occidente che difende i diritti? È dal 1 febbraio del 21, caro direttore, che continua a raccontare le violenze senza fine che questo popolo subisce. A volte mi sono chiesto che senso avesse questa mia fatica, ma soprattutto perché correre questi rischi, io e i miei familiari, inviandoti per i canali che tu sai le notizie che si riescono a documentare. Pensavo anche di aver visto tutte le possibili atrocità, violenze e angherie, ma i fatti di alcuni giorni fa superano ogni limite. Nel villaggio Pasighi, distretto di Kant Balu, nel centro dello stato Sagaing, è accaduto quanto segue. Nel paesino era in programma l'inaugurazione di una sede dell'Esercito di Liberazione, NUG, molto attivo in tutto lo Stato. Più volte vi ho informati che lo Stato Sagaing è uno di quelli dove la ribellione al regime militare è più forte. Dalle testimonianze risulta questa dinamica. Prima un aereo ha bombardato il villaggio, morti, feriti, distruzione. Successivamente, un'ora dopo, quando i sopravvissuti hanno pensato di andare a curare i feriti o recuperare i morti, sono arrivati gli elicotteri che hanno mitragliato i soccorritori. Esito: oltre 100 morti, forse 130, molte donne, molti bambini. Più volte in questi oltre 2 anni di lettere, caro direttore, ti ho raccontato della situazione. L'esercito non controlla un metro di territorio che sia appena fuori dalle città. Lì interviene solo con raid e armi pesanti, bombardamenti, aviazione, elicotteri, incursioni con truppe di terra. Quella di ieri è la rappresentazione di questa tecnica. Mi permetto di riprodurre alcune considerazioni che spero non annoino gli amici italiani, perché più volte ribadite in questi 2 anni di racconto, ma che alla luce di questo eccidio devo ricordare: totale assenza degli organismi internazionali, totale assenza degli organismi umanitari. Ma Amnesty si occupa solo di Regeni?
Totale assenza del governo italiano. I figli dei ministri golpisti sono ancora a Roma, coperti dall'immunità diplomatica mai revocata. Tajani, batti un colpo, o sono tornati a casa. Totale assenza dell'Occidente, Stati Uniti e Unione Europea, perché impegnati in Ucraina. Totale assenza delle autorità buddiste, che in un paese al 95% buddista, se domani mandassero in piazza tutti i monaci, la dittatura militare sarebbe finita. Totale assenza della Corte Penale dell'Aia, quella che vuole incriminare Putin, che processò Aung San Suu Kyi per le violenze sui musulmani Rohingya, in cui lei proprio non c'entrava, comunque delegittimandola. E ora la Corte Penale Internazionale dell'Aia non ipotizza neanche un mandato d'arresto internazionale, come per Putin, a carico dei generali birmani golpisti, alla luce di questi e molti precedenti fatti. Accettazione senza colpo ferire da parte di tutti del protettorato cinese sulla Birmania, con annessi e connessi, cancellazione della democrazia. Devo andare avanti? L'unico che sembra avere a cuore la Birmania è il Papa, che difende questi poveri cristi. Sono i nuovi poveri cristi. Speriamo che a Pazighi non siano morti invano donne e bambini. Vorrei dirvi come San Paolo, siate lieti, vi dico invece, almeno siate tristi. Questa è la bellissima lettera che il sussidiario molto meritoriamente mette oggi in home page, in prima pagina, dal Myanmar o Birmania. Anche Avvenire si occupa della questione in primo piano, a pagina 7. Vanno fermate le elezioni dei golpisti. Il mondo apre gli occhi sulla Birmania, sul Myanmar. Parla la dissidente ospite di Italia-Birmania. Insieme. Ormai considerano i civili come un obiettivo. Sono 165 le vittime del massacro di martedì nel villaggio di cui parlava la lettera di sussidiario.net di Pasighi, e la comunità internazionale finora non ha fatto molti sforzi. La ministra dell'economia del governo di unità nazionale birmano in esilio, Khin Ma-Mayo, dice: in agosto i leader vogliono legittimarsi con un voto farsa e accreditarsi alle Nazioni Unite. Aung San Suu Kyi è l'ostaggio numero 1, 77enne premio Nobel per la pace, della giunta militare. Pagina 7 di Avvenire. Intanto, a proposito di cose orrende, volevo condividere la sofferenza per la terribile fine di mio zio Carlo Saronio. Oggi, in Corso Venezia 30 a Milano, il Comune, Comitato Memoria e Fondazione Dare Frutto commemorano la figura di Carlo Saronio, ingegnere chimico, ricercatore, rapito oggi il 14 aprile del 1975 e successivamente ucciso per mano di Autonomia Operaia. Alle 10 di stamani sarà scoperta una targa alla presenza dei familiari e di rappresentanti delle istituzioni. Parla il nipote di Saronio, che è un padre missionario, padre Piero Masolo, 44enne, prete missionario. Volevo condividere appunto la sofferenza per la terribile fine di mio zio, Carlo Saronio. Notte tra il 14 e il 15 aprile del 75, il 25enne ingegnere chimico Carlo Saronio, erede di una delle famiglie più ricche di Milano, ricercatore dell'Istituto Mario Negri, viene sequestrato da una banda composta da militanti dell'area di Potere Operaio, i compagni di Potere Operaio e uomini della criminalità calabrese. La vittima, che peraltro è proprio un simpatizzante dell'organizzazione di estrema sinistra che lo ha rapito, muore nelle prime ore a causa di una overdose di narcotico. Il ritrovamento del corpo, o meglio delle ossa, avviene solo 3 anni e mezzo dopo. Oggi, a 48 anni da quel giorno, in Corso Venezia 30, dove Saronio abitava e subì l'agguato, appunto il Comune, il Comitato Memoria e Fondazione Dare Frutto lo ricordano con una targa che sottrae la vicenda e la figura del giovane all'oblio scelto dalla famiglia stessa, perché da un certo momento in poi è stato più forte il bisogno di sapere di una figlia che non ha mai conosciuto suo padre. Marta Saronio nacque 8 mesi e 10 giorni dopo quella notte tragica, oggi fa il medico, e di un nipote, figlio della sorella, che ha scoperto di assomigliare tremendamente allo zio, il nipote Piero Masolo, oggi prete missionario. A quel punto è iniziata un'ulteriore storia che è sfociata in 2 libri. Quello che non ti dicono di Mario Calabresi e Ricreare radici, scritto dal nipote sacerdote, il prete missionario Piero Masolo, che oggi è intervistato da Giampiero Rossi sul Corriere della Sera d'Orso Milanese a pagina 7. Per me tutto comincia con un film, dice il prete missionario e nipote di Saronio.
Il film Per tutto l'oro del mondo di Ridley Scott, che racconta il sequestro di Paul Getty. Guardavo la scena in cui la madre riceve la prima telefonata dei rapitori e ho immaginato come si deve essere sentita mia nonna, Angela Saronio, quando arrivò la chiamata dei sequestratori di zio Carlo. Non ne abbiamo mai parlato, la regola di famiglia è sempre stata l'oblio, il silenzio assoluto, troppo dolore. Lei come ha fatto a scoprire di più? Chiede il Corriere e risponde il prete missionario, che è il nipote di Carlo Saronio. Ho iniziato a fare ricerche su internet scoprendo subito cose per me nuove e quando l'ho raccontato a mia cugina, Marta, è scoppiata a piangere, ma ha detto che anche lei stava vivendo quel tumulto. Così è iniziata l'operazione Radici, perché devi sapere da dove vieni. Piero Masolo è il nipote. Perché sentiva quel bisogno forte? Chiede il Corriere. Perché a casa, risponde il nipote di Saronio, ci sono tanti quadri che raffigurano zio Carlo e tutti credevano fossi io quello ritratto perché gli assomiglio tantissimo e anche questo, oltre a una storia che si percepiva più grande di noi, mi ha fatto esplodere la curiosità e la voglia di esplorare, la stessa che mi ha spinto a diventare missionario. Pensate, appunto, c'è anche la figlia, Marta, nata 8 mesi dopo che il papà Carlo Saronio appunto viene rapito e poi eliminato. Una storia incredibile ma vera. Cosa ha scoperto? Chi era suo zio Carlo Saronio? Dopo un'infanzia vissuta in una bolla di lusso e di rigore nella famiglia di suo padre Piero Saronio, importantissimo industriale della chimica a Milano, mio zio Carlo scopre il mondo fuori, lo esplora intensamente come studente e ricercatore con la passione dell'impegno civico e politico. Inizia a fare il doposcuola per i figli degli operai a Quartoggiaro, poi anche le lezioni serali per gli adulti. Si appassiona a potere operaio, senza smettere di interrogarsi sul mistero della fede col suo padre spirituale, Davide Turoldo. Insomma, un concentrato della storia di quegli anni. Cosa si può dire di una persona che in soli 25 anni ha fatto in tempo a laurearsi in ingegneria chimica, firmare 20 pubblicazioni scientifiche, fare il volontario a Quartoggiaro, militare in potere operaio, esplorare la fede religiosa, fondare un ospedale in Brasile, vivere una storia d'amore che culmina a sua insaputa col concepimento di una figlia. Quali sono stati i momenti di questo viaggio? Sono andato in Francia a incontrare Carlo Fioroni, figura importante di potere operaio, grande amico di mio zio Carlo Saronio, che poi lo ha tradito, perché dopo essere stato sotto mentite spoglie in casa sua, lo ha individuato come obiettivo di un rapimento utile a finanziare la lotta armata. Capito i compagni? Hanno visto che era loro amico un figlio di un grande industriale pieno di soldi e i compagni hanno detto benissimo, rapiamolo per finanziare la nostra organizzazione, potere operaio. Bravi, complimenti ai compagni. E perché certo, perché l'ideale è superiore a tutte le cose, no? A tutti i rapporti umani. L'ideale della giustizia proletaria era superiore a tutte queste cose. Dopo essere stato sotto mentite spoglie in casa sua, questo bel tizio, Carlo Fioroni, amico, lo tradisce e lo individua come obiettivo utile per finanziare potere operaio. Fu preso in Svizzera, questo cazzo di soggetto, con le banconote segnate della prima tranche del riscatto. Poi ha scelto di collaborare con la giustizia. È stato faticoso ma essenziale. Lui era stato molto vicino a mio zio. L'ho ascoltato, gli ho chiesto dei perché. Lui si sentiva mostro, a tratti parlava in terza persona. Quando mi diceva compiaciuto di giovani comunisti italiani che vedevano in lui un punto di riferimento, ho pensato che mentre il mondo era andato avanti, questo qui era ancora chiuso in una bolla. È servito anche per togliere dal piedistallo ideale mio zio. Ho pensato, ma zio, che amico ti sei scelto? Con la targa in Corso Venezia si chiude il cerchio? Sì, adesso si chiude l'operazione Radici, nata da una sofferenza e una richiesta di condivisione. Così è un'interessantissima intervista, quella di Giampiero Rossi a padre Piero Masolo, prete missionario, nipote di Carlo Saronio, compagno a sua volta tradito dai compagni per finanziare potere operaio. 50 anni sono passati anche dalla strage, era la notte tra il 15 e il 16 aprile del 73, Saronio 75, qui siamo 2 anni prima a Roma, quartiere di Primavalle, via Bernardo di Bibbiena, numero 33, lotto 15, scala D, terzo piano. Qualcuno lascia davanti alla porta di un appartamento una tanica di benzina con innesco artigianale e poi fugge via. L'assassinio barbaro da non dimenticare. Il 16 aprile del 73 il rogo appiccato da 3 giovani, sempre di potere operaio di cui sopra, del caso Saronio, che uccise in questo caso i fratelli Mattei a Roma. Il senatore del PD Verini
è intervenuto in aula e sul Tempo dice, oggi intervistato, superare il clima d'odio. Mancata condanna. A sinistra non si poteva ammettere un delitto così efferato, dice oggi il senatore del PD Verini. C'era una visione colma di ideologie che impedì di guardare la realtà. La notte tra il 15 e il 16 aprile del 73 viene dato alle fiamme l'appartamento della famiglia Mattei a Primavalle. Muoiono Virgilio, 22 anni, e il fratellino Stefano, 8 anni. Per quella strage sono stati ritenuti colpevoli Achille Lollo, Marino Clavio, Manlio Grillo, 3 giovani di Potere Operaio. Bella roba, Potere Operaio. Fabrizio Pezzani invece sul sussidiario.net ci riporta la riflessione sulle questioni di carattere economico e geopolitico. Il modello è la quarta puntata, la quarta tranche dell'articolo riguardante i rapporti tra finanza e politica. Il modello che ha indebolito gli Stati Uniti e rafforzato la Cina. Il crescente potere della finanza ha privato gli Stati Uniti della manifattura, che è finita delocalizzata, rafforzando in maniera incredibile la Cina. Adesso esaurite le questioni da poco, andiamo alle questioni importanti. Massimo Giletti viene detronizzato dalla sua trasmissione televisiva sulla 7 la domenica sera. Non è l'Arena. Non c'è stata nessuna perquisizione della direzione investigativa antimafia in casa mia, dice Massimo Giletti dopo l'annuncio della sospensione del suo programma. Giletti nega di aver dato 30.000 euro a quel tal soggetto Baiardo vicino alla mafia parlando di fantasie. Urbano Cairo, l'editore di La 7, non apre bocca. La direzione investigativa antimafia non dice nulla. Dov'è la verità? Qualcosa non torna. Come mai, scrive Dagospia, la trasmissione di Giletti è stata cancellata, sospesa? Anche il Fatto Quotidiano si occupa della cancellazione dell'Arena di Giletti da parte della 7, programma sospeso, nel pomeriggio voci poi smentite di perquisizioni dell'antimafia, 3 ipotesi sul siluro di Cairo contro Giletti, che peraltro, siccome è un coraggioso giornalista col suo bel giubbetto antiproiettile minacciato dalla mafia, che fa i reportage da alcuni fossi in Ucraina con l'elmetto di traverso, insomma un gigante del giornalismo, verrà riportato dalla destra in Rai, naturalmente, perché bisogna portare voci coraggiose e la destra è coraggiosa. Comunque, inserzionisti, si ride, naturalmente, si può ridere, si può ironizzare ancora. Lo chiedo a Federico Borsari, di là del non vetro in regia, come sempre colgo l'occasione per ringraziare Federico per il suo eccellenterrimo lavoro. Inserzionisti insoddisfatti, Giletti che va in Rai o i contenuti. Questi sono i 3 motivi per cui Urbanetto Cairo avrebbe silurato il gilettone. Si indaga peraltro, scrive Repubblica, anche su 48.000 euro versati a un prestanome dei Graviano, cioè il soggetto che è stato ospitato come un oracolo in TV dal coraggioso giornalista col giubbetto antiproiettile, vale a dire Baiardo. PM antimafia al lavoro sulle ospitate televisive di Baiardo, che predisse, guarda un po', l'arresto di Messina Denaro. La 7 chiude la trasmissione, il giornalista dice ognuno ha la sua versione e la butta sul drammatico, sul sociale. 35 persone che lavorano con me si ritrovano sbattute fuori, ma le mantiene lui, che è anche industriale ricco di famiglia, quindi no problem per i 35, li mantiene il gilettone. L'ipotesi degli inquirenti, una parte della somma forse pagata in nero. La direzione investigativa antimafia di Firenze indaga dallo scorso dicembre sulle ospitate in TV di Salvatore Baiardo, ex prestanome dei fratelli mafiosi Graviano. Il cuore del fascicolo di indagine, racconta Repubblica, è il compenso ricevuto dal Baiardo per partecipare al programma di Giletti. Si parla di almeno 48.000 euro. Ora, se Giletti ha pagato 48.000 euro, li ha pagati la rete. La rete ha un direttore innanzitutto e poi un editore che è Urbano Cairo. Il direttore di La 7, cos'è? Sarà Mentana, che ne so, non so esattamente se la testata di Non è l'Arena fa capo al TG di Mentana. Ad ogni modo, c'è un direttore di rete, sicuramente. Il direttore di rete caccia lui i soldi, non li caccia, credo, il Giletti medesimo. Si parla comunque di 48.000 euro, una parte dei quali, ipotizzano gli inquirenti, sarebbe stata pagata in nero. Hai capito che a Farucci, alla rete progressista di Urbano Cairo, della 7, della Gruber, dei Giletti e compagnia cantante, Massimo Giletti è stato sentito 2 volte dai magistrati fiorentini, il 19 dicembre 22
e il 23 febbraio scorso. Non gli avranno perquisito casa, come dice lui, ma l'hanno sicuramente sentito. Ieri la 7 ha comunicato, per tagliarla corta, la chiusura della trasmissione. Scrive Repubblica, la partecipazione del Salvatore Baiardo a Non è l'Arena è finita sotto l'indagine dell'antimafia di Firenze. Baiardo è il factotum dei fratelli Graviano, è stato intervistato più volte da Massimo Giletti, perquisito ieri mattina dagli agenti della direzione investigativa antimafia, poco prima che la 7 ne sospendesse la trasmissione. Si ringrazia Giletti per il lavoro svolto in questi 6 anni con passione, staccato, rimane a disposizione dell'azienda, ha detto la 7. Non è stato specificato il motivo neanche a Fremantle, la società che produce Non è l'Arena. Non è chiaro se la sospensione sia dovuta all'indagine della direzione distrettuale antimafia di Firenze che va avanti almeno dallo scorso dicembre. Procuratore titolare dell'indagine Luca Tescaroli, lo stesso PM che lavora all'inchiesta stragi di mafia del 93, indagati Berlusconi e Dell'Utri, accusati di essere i mandanti esterni. Nelle ultime settimane circolavano indiscrezioni sul passaggio di Giletti di nuovo alla RAI. Secondo alcuni sono stati i contatti con la RAI a determinare la rottura con la 7. Al centro del fascicolo di indagine dell'antimafia di Firenze c'è la questione dei soldi ricevuti dal Baiardo per le sue ospitate in TV. Si parla di 48.000 euro, una parte dei quali pagata in nero, secondo gli inquirenti. La retribuzione per partecipare a queste trasmissioni è praticamente la prassi. Voi pensate addirittura che il filmato, per tornare alla strage di Erba, che il professor, dottor, psichiatra Picozzi fece per conto della difesa, perché è stato detto così ai due, Olindo Romano e Rosa Bazzi, lo facciamo in chiave difensiva il filmato, un filmato, voi raccontate per sembrare pazzi, no? Perché così facciamo una perizia che non è mai stata fatta, non è mai stata richiesta. Quel filmato appunto in cui Rosa racconta cose assurde, cioè dettagli assurdi su una dinamica inverosimile con cui lei ha ammazzato questo, quell'altro, il bambino si dispera e piange, era tutta una finzione. Una finzione che doveva servire a dichiarare i due incapaci di intendere e di volere, secondo quel che è stato detto loro, dalla difesa, dall'allora avvocato d'ufficio Pietro Troiano e dal professor Picozzi, Massimo Picozzi, che conoscete benissimo perché è in televisione su Rete 4 da un sacco di anni. Tutta quella roba lì è finita a pagamento a una trasmissione televisiva di Canale 5 di Matrix di Enrico Mentana, a pagamento. Doveva essere materiale della difesa, è finito in TV, è finito a disposizione dell'accusa, del pubblico ministero. Come mai? Doveva essere materiale a difesa dei due. È finito all'accusa, punto primo, è andato a pagamento in TV. È finito in un libro. Il libro di Pino Corrias sulla strage di Erba che è uscito subito. Come si spiega sta roba, secondo voi? Bella domanda, no? Oltretutto, diciamo, dal punto di vista professionale, deontologico, lui non l'ha spiegato perché davanti al microfono il professor Picozzi è rimasto muto come un pesce rosso sott'acqua, muto completamente. Non l'ha spiegato il professor Picozzi come tutta quella roba lì è finita. A all'accusa, B in TV, C in un libro. Interessante saperlo. Se io vado dallo psicologo e faccio un colloquio, quello me lo fa arrivare all'accusa, se sono imputato, alla TV e in un libro? Sono felice io? Io Lindo Romano, io Rosa Bazzi, sono contento che il mio psicologo che mi dovrebbe difendere fa finire quella roba lì che si diventa un'arma formidabile di accusa contro di me in pubblico? Al pubblico ministero A, alla TV B, in un libro C? Sono contento io? Mi fido di quello psicologo, di quello psichiatra? Certo, mi fido. Per tutta la giornata di ieri, tornando a Giletti, si sono rincorse voci di perquisizioni a casa di Giletti infondate. Il giornalista, che dal 2020 vive sotto scorta, è intervenuto ieri smentendo le fantasie bla bla bla. In ogni caso, i dettagli del passaggio di denaro, 48.000 euro secondo gli inquirenti dell'antimafia di Firenze, di cui parte in nero, i dettagli del passaggio di denaro a Salvatore Baiardo non sono stati resi noti. Si vedrà. Nel frattempo Fabio Amendolara ci racconta sulla Verità, pagina 5, che i rifiuti tossici in Toscana creano allarme perché rilasciano sostanze cancerogene. Anche questo è un argomento del quale non si parla perché mette in imbarazzo Eugenio Giani, presidente PD della regione Toscana.
Le analisi dell'Università di Pisa mostrano la pericolosità degli scarti delle concerie, lavorazione delle pelli, sospettate di mafia, scarti usati per realizzare strade pubbliche e la pista dell'aeroporto militare. Tra gli indagati anche l'ex capo di gabinetto del presidente democratico della Toscana, Gianni. Da quando è saltata fuori che alcuni imprenditori calabresi di società in odor di 'ndrangheta, grazie al groviglio di relazioni che erano riusciti a creare portando i loro tentacoli fino ad alcuni uffici strategici della regione toscana, hanno seppellito qua e là il pericolosissimo mix di KEU, K-E-U, un residuo di prodotto che deriva dal trattamento fanghi concerie, e di materiale inerte, usandolo anche in interventi di ripristino ambientale, gli enti coinvolti hanno cercato di nascondere la polvere, è il caso di dirlo, la polvere cancerogena, sotto il tappeto. Ora uno studio dell'Università di Pisa smaschera il tutto e svela che, in condizioni di umidità relativa elevata e con ossigeno, il KEU subisce trasformazioni con produzione di cromo esavalente nella sua struttura. È uno dei contaminanti più pericolosi, molto tossico, cancerogeno. Il fatto che solo il 7 febbraio scorso il comune di Empoli avesse precisato che al momento, alla luce dei campionamenti, non sussiste pericolo per la salute né per il terreno né per la falda acquifera, ha fatto infuriare il comitato di cittadini No Cheu, che ormai da un paio d'anni tiene alta l'attenzione sulla questione. La vicenda è molto imbarazzante e i risultati sconfessano le parole degli amministratori, dicono gli attivisti. Il Cheu utilizzato per le analisi è stato prelevato dall'impianto Consorzio Acquarno tra il 18 e il 22. Stando ai documenti dell'inchiesta, con 38 indagati, tra i quali Ledo Gori, ex capo di gabinetto del presidente della Toscana Eugenio Giani, ex braccio destro del precedente presidente Enrico Rossi, uomo macchina della regione, che si è scoperto era stato sponsorizzato dal cartello di conciatori in odore di 'ndrangheta, i siti inquinati sono almeno 3. Leggetevi il pezzo di dettaglio, cercheremo anche di averlo di nuovo con noi, ne abbiamo già parlato, siamo tra i pochi che hanno parlato con La Verità. Insieme ai colleghi della Verità di questa vicenda torneremo a farlo, degli scarti tossici e cancerogeni in Toscana. Pagina 5 della Verità di oggi. Nel frattempo facciamoci 2 risate, va là, perché sennò a furia di tragedie qua non ne usciamo più. Il sindaco di Roma Gualtieri, ve lo ricordate, l'ex ministro PD dell'economia, ha preso il Settebello? Si domanda Dagospia, che l'ha beccato mentre Roma cade a pezzi in consiglio comunale. Cosa fa il sindaco durante il consiglio comunale? Gioca a scopa col telefonino, gioca a carte. Forse annoiato dagli interventi, il sindaco di Roma, per mancanza di prove, sfodera il suo cellulare e si concentra su una bella scopetta. Ci facesse sapere com'è finita. Alla fine è riuscito il sindaco Gualtieri a fare la primiera? Si domanda Dagospia. Sempre da Dagospia poi apriamo il capitolo intelligenza artificiale contro deficienza reale. Chi vincerà? Secondo voi chi vince tra l'intelligenza artificiale e la deficienza reale, cioè quella media nostra di esseri umani? I contenuti creati dall'intelligenza artificiale sono così convincenti che sarà possibile abbindolare milioni di allocchi, cioè noi, magari prima di una tornata elettorale. Non a caso le presidenziali americane del 24 saranno un banco di prova. Jack Posobiec, attivista di estrema destra americano, ha postato sui social un video finto di Joe Biden che annuncia l'invio dell'esercito in Ucraina. Condiviso il video da milioni di persone. Articolo di Le Monde che ripubblica, in questo caso tradotto ovviamente Dagospia, lo trovate su Dagospia. A proposito di intelligenza artificiale, su Wired.it, una task force europea su ChatGPT. Le autorità garanti della privacy di tutta l'Unione Europea si uniscono per scambiarsi dati sul monitoraggio di OpenAI, che è la società che gestisce ChatGPT. Sempre su Wired c'è un altro articolo ancora più interessante: i video di intelligenza artificiale sono sempre più convincenti. È un bel problema. La tecnologia dietro i filmati realizzati dall'intelligenza artificiale sta evolvendo rapidamente. Presto riconoscere un deepfake, cioè un video finto, potrebbe non essere così semplice, cioè ci possono ingannare molto facilmente. Anche su scenarieconomici.it c'è un articolo dedicato al tema. Amazon presenta la propria intelligenza artificiale Bedrock riservata
alle aziende. Amazon ha annunciato il lancio di un proprio servizio di intelligenza artificiale generativa, cioè umana, attraverso la sua piattaforma di cloud computing rivolto ai clienti aziendali che desiderano incorporare l'intelligenza artificiale nelle loro attività, in modo da separarsi dagli approcci all'intelligenza artificiale di altri giganti tecnologici che sono invece incentrati sui consumatori comuni, cioè sul popolo bue, noi. Amazon si rivolge invece alle aziende. Sul tema dell'intelligenza artificiale, a pagina 14 della Verità, Francesco Bonazzi, l'intelligenza artificiale ha già il suo primo pentito. Vogliono sostituire Dio, dice il milionario che ha investito nel settore, Jan Hogarth, al Financial Times. L'intelligenza artificiale, ha detto Hogarth, è fuori controllo, è un'insidia per l'uomo, soltanto dei limiti possono evitare il disastro, dice Hogarth, e a seguire c'è un'altra pagina. Non è intelligenza artificiale, ma siamo dalle parti della carne artificiale. Coldiretti imbavagliata da Facebook, racconta Carlo Cambi, pagina 15 della Verità. Coldiretti imbavagliata su Facebook per la sua lotta alla carne sintetica. È stata censurata su Facebook la petizione della Coldiretti contro il cibo coltivato artificiale. Il social fa le pulci alle definizioni, ma finge di non sentire l'allarme della FAO e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui pericoli per la salute. Il business non ammette ostacoli, scrive Cambi. A proposito di intelligenza artificiale, È naufragato il progetto di partito unico con Italia Viva e credo che, siccome era una promessa elettorale, va raccontato brevemente il perché e il per come. Noi abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni, ma dopo le elezioni si è capito abbastanza chiaramente che Renzi non lo voleva fare prima delle europee. Ed è una visione a cui non ci siamo. un domani, quando l'intelligenza artificiale sarà un pochino ancora più sviluppata, chi potrà decidere se questa qui è vera o è falsa, la roba che avete visto e ascoltato adesso? Chi potrà deciderlo se è vera e falsa? Le voci di Calenda, di Azione, di Faraone, di Paita, di Italia Viva, il naufragio del partito unico, eccetera. Però la battuta è bella. Su Repubblica, chiudiamo qui la prima tranche della rassegna stampa, su Repubblica c'è una bellissima intervista a Carlo Calenda, pagina 7, che dice, a proposito del suo tormentato rapporto con Matteo Renzi: è meglio chiuderla qui, almeno non ci ruberemo i Rolex come Totti e Hillary. Questa è bella, meglio chiuderla qui, almeno non ci ruberemo i Rolex, perché i poveracci, quelli che pensano al popolo, hanno i Rolex e poi fanno rapire gli amici dai compagni per avere soldi. Questo è un altro discorso, riguarda tempi antichi purtroppo e non c'è da far battute, ma erano tragedie. Le tragedie si evolvono in farsa ma rimangono tragiche. Almeno non ci ruberemo i Rolex. Questi qui pensano al bene del popolo. E poi guardano, non vedono l'ora che il popolo migliori, ma l'ora la guardano sul Rolex. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata ancora in parte instabile sul nostro paese a causa dell'influenza della perturbazione giunta nella giornata di ieri. In mattinata condizioni di spiccata dinamicità al nord-est, specie sul Triveneto orientale, nonché al centro e sul basso versante tirrenico, con rovesci e temporali sparsi ma frequenti. Meglio altrove. Nel pomeriggio il tempo andrà migliorando sul Triveneto, mentre avremo ancora diversi disturbi sulle regioni centrali e su quelle meridionali tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lasciamo Calenda, almeno non ci ruberemo i Rolex, una bellissima battuta, e andiamo a vedere qualcos'altro. Aspettate un attimo perché mi sono confuso io. Qualcos'altro, sì, lo vediamo subito, ma non quella roba qua. Quella roba qua la lasciamo perdere perché vi segnalo invece, tornando a questioni più sostanziali dei Rolex fra Calenda e Renzi, sulla questione della commissione di indagine sulla vicenda Covid, l'articolo di Andrea Zambrano sulla Nuova Bussola Quotidiana, vaccini, lockdown e cure, si indagherà su tutto. La sfida a 2 anni di pandemia. Nel testo approvato dalla Camera, che istituisce la commissione Covid, si indagherà anche sugli effetti avversi del vaccino, mancate cure domiciliari e legittimità costituzionale dei lockdown. Come tutte le commissioni di inchiesta parlamentare avrà lo stesso potere della procura e potrà acquisire dati e informazioni scomode sull'occultamento delle reazioni avverse, come il caso AIFA Leaks sta delineando. Il raggio di azione fa ben sperare, commenta Zambrano. Ora la volontà di riuscita è tutta politica perché dipenderà da chi si deciderà di ascoltare. Su Italia, chiedo scusa, non Italia Oggi, ma la Nuova Bussola Quotidiana, vi segnalo anche un altro articolo, argomento completamente diverso, sulla questione dell'Irlanda del Nord, l'anniversario, 25 anni dopo la pace resta fragile. Ogni anno si registrano ancora 1 migliaio di crimini settari, scrive Ruadan Jones, in primo piano appunto sulla Nuova Bussola Quotidiana. Ogni anno si registrano 1 migliaio di crimini settari, centinaia di chiese cattoliche e protestanti subiscono attacchi. Sul piano politico il Parlamento è paralizzato. L'accordo del venerdì santo, che nel 98 ha posto fine a 30 anni di guerra fratricida, non si è ancora trasformato in pace. L'appello dei leader delle chiese cristiane. Su Avanti.it l'articolo di Francesco Santoianni su quel porco del Dalai Lama che ha la lingua meno sporca dei suoi burattinai americani. L'avesse fatto un cardinale, il Vaticano sarebbe già a ferro e fuoco, ma visto che a fare scandalose avanza un bambino è stato il Dalai Lama beniamino dell'Occidente, i toni dei media risultano impacciati, ma ci sono cose che non tornano. Segue l'articolo su Avanti.it. Sempre su Avanti.it vi segnalo anche il pezzo di Giuseppe Russo sulla mafia ungherese. Dopo la democrazia liberale e l'atlantismo, in Ungheria ora è a rischio anche il valore più sacro per tutti, il libero mercato. Il governo Orban sta conducendo infatti una campagna di nazionalizzazione di alcuni settori strategici dell'economia. Gli investitori stranieri sono indotti con metodi mafiosi, secondo il parlamentare democristiano tedesco Günther Kriechbaum, a cedere le loro aziende a imprenditori ungheresi. Spiegel, organo di informazione molto sensibile alle ragioni del capitalismo tedesco, ha riportato alcune eloquenti vicende. Un consorzio tedesco, operante nel settore edilizio, proprietario di 2 cementifici e di una rete di cave in Ungheria, si è visto prima boicottare l'attività da norme governative, come l'inasprimento della tassazione, il divieto di esportazione senza via libera dell'autorità e l'obbligo di regolare la produzione in base a indicazioni di funzionari statali, per poi vedersi recapitare una lettera in cui un oligarca locale si faceva avanti per acquisire quote della società in nome di un gruppo che presentava come dominante nell'industria ungherese delle forniture per edilizia. Insomma, gli ungheresi vogliono nazionalizzare settori strategici della loro economia. Come lettura, perché è veramente godibile e bella, vi segnalo su Scenari Economici l'articolo di Antonio Maria Rinaldi, che non è soltanto professore, uomo di banca, esperto di questioni industriali e deputato europeo della Lega, ma è anche un ottimo scrittore, un ottimo giornalista, perché c'è un suo pezzo molto bello su scenarieconomici.it, quella sera del settembre 1986, quando i libici uscirono dalla Fiat e Romiti mi chiese di lavorare per lui e non solo. Un racconto bellissimo che ci riporta al 1986, tutto da leggere. Per quanto concerne le prime pagine, tra le non molto interessanti vi segnalo quella di Libero, in prima pagina stamani la questione di Giletti chiuso per colpa della mafia, tensione alla 7 per le ospitate del pentito Baiardo, sarebbe stato pagato 30.000 euro, 48.000 dice Repubblica, chiarirò tutto, dice
Il conduttore Filippo Facci commenta la questione: è come un puzzle che non si riesce a mettere assieme, ma non si sa se possa riuscire. C'è la decisione di La 7 di sospendere, Urbano Cairo, il programma di Giletti con ampio anticipo. Poi c'è la notizia di forze dell'ordine a casa di Giletti, smentita da lui, ma altre fonti affidabili l'hanno confermata a noi, scrive Facci. C'è la certezza che Giletti è stato ascoltato a Firenze dalla direzione investigativa antimafia a proposito delle sue interviste a Salvatore Baiardo, favoreggiatore della famiglia mafiosa dei Graviano, il quale da anni rilascia mezze dichiarazioni nelle più svariate sedi in cambio possibilmente di soldi. Parentesi, Giletti ieri ha anche smentito di aver pagato 30.000 euro a Baiardo per le sue prestazioni televisive. Se ne prende atto, anche se, scrive Filippo Facci, Baiardo ha sempre chiesto soldi, a tutti, perfino ai carabinieri, come mise a verbale il colonnello Brancadoro. E anche se a Palermo, non a Omegna, città di Baiardo, le notizie costano care. È un bene che Giletti abbia fatto questa smentita, perché i 30.000 o 48.000 euro in ogni caso non li avrebbe certo tirati fuori lui. Giletti risponde a una produzione, la produzione risponde a Urbano Cairo, quindi alla fine è Urbano Cairo che ha pagato il pentitello lì, il personaggio, il rivelatore, il chiacchieratore Baiardo? Altra parentesi, stiamo lasciando da parte tutti i presunti retroscena sul ritorno di Giletti in Rai, una cantilena che qualche ruolo potrebbe averlo, perché la cosa potrebbe anche aver estenuato Urbano Cairo e quindi aver avuto un peso nella sua decisione di lasciare a casa Giletti, ma non lo sappiamo. Ultimo penoso aggiornamento: ieri il Baiardo ha pubblicato un video di 10 minuti su TikTok 13 ore prima che la 7 sospendesse la trasmissione, che lo ha reso famoso. Un intervento delirante in cui parla di un suo futuro in Mediaset e di un suo fantomatico libro in uscita. Per complicare questo gioco di relazioni pericolose, dice anche Giletti sotto scorta alla fine della fiera: non so che gioco faccia anche lui. Sappiamo per certo che certo giornalismo di Giletti ha rotto le scatole più all'antimafia che alla mafia, o quel poco che rimane della mafia, perché nei fatti le illazioni di questo Baiardo hanno ottenuto più spazio e popolarità mediatica dei servitori dello Stato che si sono rotti la schiena per catturare Messina Denaro, lasciando velenosamente circolare la tesi che il capo mafioso si fosse accordato con lo Stato italiano per consegnarsi. Non sono mancate anticipazioni o scoop sul caso Messina Denaro, e questo può avere innervosito ulteriormente l'antimafia. Insomma, il pezzo di commento utile, ragionato di Filippo Facci in prima pagina su Libero: le relazioni pericolose tra i media e le cosche, il prezzo delle notizie. Il conduttore Giletti ha dato la parola a un favoreggiatore di boss, giudicato inattendibile dai magistrati. In queste zone d'ombra ogni fonte può rappresentare un depistaggio, scrive, direi ineccepibilmente, Filippo Facci. Sui migranti è stretta sui permessi, norme più dure sull'accoglienza, scrive Libero. E poi Vittorio Feltri: meglio essere abbandonati che abortiti. I miei 2 anni al brefotrofio, racconta Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Vi racconto quando, da vedovo, portai i miei figli al brefotrofio. Lavoravo, ricorda Feltri, nell'ente di Bergamo che accoglieva prima le future mamme nubili e poi i loro pargoli se le donne non li tenevano. Un luogo dove i piccoli erano curati con amore e che aiutò pure me, perché Feltri rimane vedovo da giovane con 2 figli giovani, per lavorare li manda al brefotrofio. Io avevo un ruolo amministrativo, ai nuovi nati davo nome e cognome. Non li chiamavo né Esposito né Diotallevi come usava, affibbiavo loro cognomi diffusi nella bergamasca per evitare che fossero bollati per sempre come bimbi di nessuno. E lasciamo la prima pagina di Libero, segnalando anche Daniele Priori che parla con Barbara Alberti: le femministe sono le nuove reazionarie. Con Renzi è finita, dice Calenda, e poi il miracolo di Berlusconi può vedere il suo funerale. L'intelligenza artificiale ha creato i finti funerali di Berlusconi. Un orrore utile, commenta Francesco Specchia in prima pagina su Libero. A pagina 15 c'è l'articolo: miracolo di Berlusconi vede il suo funerale, l'intelligenza artificiale ha creato le finte esequie. Dal Papa a Trump impazzano false immagini costruite da algoritmi, pro e contro, il mix di realtà e fantasia. Con ciò lasciamo anche Libero.
Vi segnalo dal Quotidiano di Sicilia l'apertura sul clima, si va verso il disastro ambientale. Il quotidiano edito dall'editore svizzero De Benedetti, il Domani, si occupa di Baiardo che attacca Giletti, il giallo delle foto di Berlusconi. Terremoto alla 7, sospeso il talk show del conduttore, che ha ospitato più volte il pregiudicato amico dei Graviano. Baiardo ha messo a verbale i suoi rapporti con il giornalista. Sono stato pagato, lo ha detto lui, per andare in TV. Ci sarebbero anche delle foto di Berlusconi. Vedremo cosa sortisce da questa melma schifosa. Il simpatico titolo del manifesto: due di coppe, vale a dire Renzi e Calenda, precipitati al 2% in Friuli Venezia Giulia. Hanno uno sproposito di pagine rispetto al peso elettorale. Il Sole 24 Ore ci informa che Apple sposta in India il 7% dei prodotti, batterie la Cina intanto punta a 5 siti dell'Unione Europea e infine strage di Erba, il procuratore generale presenta nuovi atti, si apre il caso? Si domanda in prima pagina Il Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani. Infine vi segnalo cuneo fiscale, 10 anni di tagli finti, sottolinea Italia Oggi nella sua apertura. Su Italia Oggi il pezzo di Domenico Cacopardo, Meloni aiutata da Elly Schlein, che è priva di struttura politica, nelle interviste non risponde alle domande semplicemente perché non sa cosa dire. Insomma, l'opposizione è una fuffa e Meloni gode, scrive Domenico Cacopardo. Un altro pezzo interessante, un'altra chiacchierata, a dire il vero, è quella di Carlo Valentini con Giorgio Cantelli Forti. Si parla di lobby europee che bloccano l'agricoltura. Cantelli Forti è presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, professore di farmacologia e tossicologia all'Università di Bologna. Un'iniziativa contro lo spopolamento delle montagne e poi le lobby europee, prevaricazioni e interessi di parte colpiscono la nostra agricoltura. Sono le lobby europee che hanno come nemico l'Italia e l'agricoltura italiana. A questo punto torniamo però all'articolo di Felice Manti, che tra poco sarà con noi, sul Giornale, sulla strage di Erba. 2 richieste di revisione simili ma non sovrapponibili che potrebbero riscrivere la strage di Erba, per cui furono condannati all'ergastolo nel 2010 Olindo Romano e Rosa Bazzi. È difficilissimo che una revisione smonti una sentenza, sebbene per la stessa Cassazione quella sulla strage non sia granitica, perché la Cassazione scrisse nella terza sentenza che c'erano numerose aporie, cioè cose che non tornano proprio, ben ricostruite dalla dettagliata inchiesta delle Iene. Se la richiesta dei legali della difesa, Fabio Schembri, Nico D'Ascola, Luisa Bordò, Patrizia Morello, era prevista, a sorprendere è stata la scelta del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, che ha scritto 20 pagine, in realtà sono 50, per chiedere di riaprire il caso. Una relazione dettagliatissima, in realtà è una richiesta di revisione, basata a quanto pare su elementi inediti forniti dalla difesa dei coniugi, sui quali il magistrato, che è irrintracciabile perché non è a Milano da qualche giorno, ha lavorato per mesi e che da qualche giorno è sulla scrivania della procuratrice generale Francesca Nanni e dell'avvocato generale del Tribunale di Milano Lucilla Tonto Donati. Dopo questo passo, definito informale, perché la decisione spetta ai vertici della Procura Generale e non al singolo sostituto, bisognerà attendere qualche settimana. A Brescia questa richiesta farà compagnia alla richiesta degli avvocati di Olindo e Rosa, che si annuncia ricca di sorprendenti perizie, nuovi testimoni, ma anche inedite intercettazioni ambientali, mai prese in considerazione in 3 gradi di giudizio. Siamo lieti, ha detto l'avvocato Schembri, che finalmente la magistratura si stia interessando a una possibile riapertura sul contenuto. Bocche cucite, il destino delle 2 richieste è viaggiare insieme. Ma quali sono questi elementi nuovi? Il più clamoroso riguarderebbe il riconoscimento del super testimone Mario Frigerio. Non è vero che il sopravvissuto alla strage avrebbe indicato subito il suo vicino di casa Olindo, anzi, come aveva scritto il giornale già nel 2007, nel primo riconoscimento del 15 dicembre 2006, che noi mandammo in onda qui alla radio, a Radio Padania Libera, tanti anni fa, nel primo riconoscimento, quando fu ascoltato dal PM Pizzotti, Frigerio individuò il suo aggressore in uno straniero di etnia araba, mai visto prima, di carnagione olivastra, più alto di me. Esperto in arti marziali, con tanti capelli, un'attaccatura dei capelli bassi, forte come un toro. Niente a che fare, insomma, con Olindo. Perché Frigerio cambiò idea? È naturale o è impossibile che il ricordo si modifichi bruscamente?
Quanto ha influito l'insistenza con cui il luogotenente dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini, oggi in pensione, gli fece il nome di Olindo per ben 9 volte, smentendo se stesso, perché poi disse in tribunale che non era vero, di che gli aveva fatto il nome. Secondo le carte, i carabinieri avrebbero fatto visita a Frigerio anche la mattina di Natale, ma non c'è nessun audio, né brogliaccio, né verbale di quell'incontro. Anzi, mancano intere giornate di intercettazioni, dalle 11:49 del 28 dicembre alle 9:55 del 3 gennaio. E sono i giorni cruciali, quelli in cui Frigerio viene, diciamo così, portato su Olindo, mettiamola così. Il giorno dopo, infatti, 4 gennaio, Frigerio fa un video, in un video fa un nome, Ottolino Ottolindo, non ricorda neanche bene il nome di Olindo. Perché i brogliacci gestiti da una società di intercettazioni i cui titolari sono nascosti da una fiduciaria svizzera, cosa vietata dalla legge? E su questo io ho interpellato tutti i parlamentari delle commissioni giustizia di Camera e Senato, il presidente della commissione giustizia, il ministro Nordio, i sottosegretari alla giustizia. Gli ho mandato proprio questa domanda che fa anche Felice Manti. Ma com'è possibile che mancano intercettazioni decisive per questa vicenda e che si scopre che le intercettazioni sono gestite da una società che come socio ha anche una fiduciaria svizzera, cioè una società anonima, dove non si sa chi c'è dietro, cosa vietata dalla legge. E sono sparite le intercettazioni proprio gestite da quella società lì, quando Frigerio ha cambiato idea sull'aggressore. Lo ha scoperto Edoardo Montolli, sia sempre lodato nel suo podcast. E perché altre captazioni, intercettazioni che scagionerebbero i coniugi non sono mai state giudicate? Non sono mai entrate nelle indagini? Domande a cui solo un nuovo processo potrebbe dare risposte. Prudenza, scrive invece Il Giorno. Troppo prematuro parlare di riapertura, ci vuole tempo, leggere e decidere. Il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser ha trasmesso al procuratore generale e all'avvocato una relazione. Non è una relazione, è una richiesta con tanto di timbro di revisione del processo. E dentro la richiesta il procuratore parla anche di innocenza dei due, non c'è da girarci intorno, perché il procuratore Tarfusser è estremamente chiaro nelle sue argomentazioni. In ogni caso, è una relazione interna agli uffici, non è affatto interna, è una richiesta di revisione, è un atto pubblico e sarebbe dovuta rimanere tale. Non è vero, anche per non ingenerare convinzioni preconcette, scrive cautelosissimo Il Giorno. Nella relazione di Tarfusser è spiegato quali sono le nuove prove per una rilettura possibile. Valutazione di fatti che porterebbero a una pista alternativa e a una richiesta di revisione, ma spetta alle 2 magistrate milanesi decidere se trasmettere o no la richiesta di riaprire il caso alla Corte d'Appello di Brescia, che è la sede in cui potrebbe arrivare anche la richiesta dei difensori dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, che scontano l'ergastolo, eccetera, eccetera. E scrive ancora Il Giorno i punti su cui si basa la relazione. Mario Frigerio, prima di indicare come suo aggressore il vicino di casa, descrisse un personaggio del tutto diverso, non conosciuto. Secondo un pool di neurologi, neuropsichiatri, è scientificamente impossibile che un ricordo cambi in maniera tanto radicale. Secondo i consulenti delle difese, quelli in cui i Romano ammisero la loro colpevolezza e descrissero le fasi del massacro sono poi false confessioni fatte nella speranza di usufruire di benefici. La macchiolina di sangue sul battitacco dell'auto non è mai stata lì, nessuno l'ha vista lì. Quella che è stata esaminata poi potrebbe provenire da chissà dove, perché non era certamente sull'auto. Lo ha detto Marzio Capra, consulente della difesa, già vice capo dei RIS. 2 consulenze riguardano poi Valeria Cherubini, la moglie di Frigerio. Una analizza la collocazione delle tracce di sangue in casa della vittima. La donna fu inseguita dall'assassino sulle scale, raggiunta e finita nella sua mansarda. Venne ritrovata accovacciata a terra accanto alla finestra, spruzzi di sangue ovunque e la tenda della finestra tagliata da coltellata. Aveva la lingua tagliata questa povera donna, quindi era viva, anche se in balia del massacratore quando lanciò le invocazioni di aiuto raccolte da 2 vicini, i primi soccorritori. Se i Romano, dopo la strage, fossero scesi in cortile, dopo aver ammazzato da ultima la signora Cherubini, che non è stata ammazzata di sotto come hanno stabilito le sentenze, ma di sopra a casa sua, a quel punto i 2, Olindo e Rosa, sarebbero stati sicuramente riconosciuti e visti. La difesa giocherà le sue carte. Intanto, sempre sulla questione, c'è anche da segnalare l'articolo del Corriere della Sera che leggiamo adesso e poi tra poco, 8 minuti, avremo con noi
Felice Manti. Andrea Galli scrive oggi sulla cronaca lombarda del Corriere della Sera a proposito di strage di Erba: nel caso i tempi saranno lunghi. Ma certo, nonostante 16 anni già trascorsi, nonché la definitiva risoluzione del mistero, secondo i giudici, cioè le 3 sentenze, nonostante questo la strage di Erba potrebbe avere una nuova narrazione e anche rivoluzionaria rispetto alla coppia giudicata omicida Olindo Romano e Rosa Bazzi. Perché? Perché il sostituto procuratore generale, cioè un magistrato, un pubblico ministero di Milano, Cuno Tarfusser, ha chiesto di riaprire il fascicolo, scrive correttamente il Corriere della Sera. Un'azione che ora, ed eccoci alla probabile non immediatezza della vicenda, ora dovrà dapprima essere avallata dai vertici della Procura Generale e poi trasmessa alla Corte d'Appello di Brescia. Per intanto, e questo rimane fuori di dubbio, Tarfusser ha raccolto il meticoloso lavoro del pool difensivo della coppia di coniugi in carcere per la strage. 4 cadaveri, un unico sopravvissuto, Mario Frigerio, testimone diretto del massacro. Il legale Fabio Schembri, scrive il Corriere della Sera, ha redatto un dossier che poggia sulle diversificate relazioni di una quindicina di esperti. Costoro avrebbero approfondito diverse piste. Alcune intercettazioni ambientali relative al medesimo Frigerio che non sarebbero mai entrate nel procedimento. Gli audio e i video antecedenti le confessioni di Romano e Bazzi, i filmati girati in carcere dal criminologo Massimo Picozzi, nominato consulente della difesa dal precedente avvocato d'ufficio Pietro Troiano del Foro di Como. Filmati che, seppur protetti da riservo, al contrario invece uscirono, come dicevamo prima. Sono andati a Matrix di Mentana, sono andati a Pino Corrias per il suo libro, sono andati soprattutto al pubblico ministero che li ha usati in chiave accusatoria e non difensiva. Ottimo lavoro, professor Picozzi. E ancora, lo studio di un genetista secondo cui la traccia di sangue decisiva, isolata sulla macchina di Olindo, sarebbe stata una pura illusione ottica. Il genetista in questione non è un cucù di passaggio, è Marzio Capra, biologo, Università di Milano, e vice capo dei RIS di Parma quando li guidava il generale Garofano. Ci siamo capiti? Allora, se togliamo dunque anche la macchia di sangue di Valeria Cherubini sulla macchina di Olindo, sarebbe stata un'illusione ottica. Se togliamo dalla scena il marito e sua moglie, dove cercare il killer oppure i killer, se non sono Rosa e Olindo? Nel sottomondo della droga, in un regolamento di conti tra bande rivali. Il legale Schembri dice semplicemente che possiamo essere lieti di come finalmente la magistratura si stia interessando a una possibile riapertura. Ma i tempi tecnici, anzi gli eventuali tempi tecnici, conviene ripeterlo, e la prudenza è massima, attenzione, bisogna essere prudentissimi, non dovrebbero essere rapidissimi, a meno di imprevisti colpi di scena. Quanto finora raccontato, peraltro, non sarebbe esaustivo nella misura in cui il pool di avvocati possiede altri elementi, non dimenticando l'imminente testimonianza che verrà resa da un amico di Azuz Marzouk, marito di Raffaele Castagna, papà di Youssef, e nell'immediatezza ricercato come unico stragista all'epoca. Uno dei tanti molteplici errori commessi. Scrive il Corriere, attenzione, c'è un passaggio, questo che non è scontato, uno dei tanti molteplici errori commessi sia nelle fasi iniziali delle indagini, sia forse anche dopo. Attenzione, perché qui se uno si legge le carte non c'è nessun errore, io lo dico apertamente, mi smentisca qualcuno, qui c'è nessun errore ma la volontà chiara, precisa di arrivare a quei due lì. È diverso, è molto diverso, non è un errore, è una volontà di trovare quei due colpevoli, non altri. Loro, i diretti interessati, al netto delle ammissioni che li avrebbero collocati sulla scena del crimine, sempre leggendo le carte dell'inchiesta fino alla sua conclusione, si sono professati innocenti, sovente andando lì ai giorni in cui i magistrati li interrogavano con metodi non corretti, senza omettere, a corredo esterno, oppure forse no, certe pubblicazioni in una vicinanza temporale alla strage che contenevano informazioni assai segrete. Ma avute da chi? E con quale ipotetico fine ultimo? Il Corriere della Sera la butta là, ma sono domande importanti queste. Come dire, anche dal punto di vista mediatico c'è qualcosa che non torna, o no? Possiamo dirlo dopo 16 anni, ma vi rendete conto che ci sono 2 persone in carcere, in galera, all'ergastolo,
da 16 anni e queste domandine elementari non ce le facciamo in fase di indagine o in fase di primo grado di giudizio, ce le facciamo adesso, dopo 16 anni. Questa è la vergogna, è lo scandalo intollerabile. Su Repubblica c'è un altro articolo interessante sulla questione, a firma Repubblica Online, non nell'edizione cartacea. Sandro De Riccardis lo firma, una relazione di 20 pagine, dubbi, sono 50 matranze, a dubbi presunti punti oscuri, firmata appunto dal sostituto procuratore generale del Tribunale di Milano Tarfusser, che prima di Pasqua ha depositato una richiesta di revisione del processo, scrive anche Repubblica Online. Il traguardo è molto lontano, non è scontato e nemmeno probabile, ma insomma ci si è messo adesso un magistrato a dire la sua. Il documento contiene diversi elementi. E poi c'è la questione della pista alternativa. La revisione è un processo molto raro, scrive anche Repubblica, è utilizzato in via straordinaria, però c'è una bella sentenza della Corte di Cassazione, che poi commenteremo magari anche con qualche giurista e con lo stesso Tarfusser, perché la cita lui nella sua richiesta di revisione. C'è una bella sentenza della Corte di Cassazione che precisa molto bene e in termini di grande civiltà giuridica e anche normale cos'è la revisione, quali sono le prove nuove della revisione e che cosa si debba cercare con la revisione, cioè la verità sostanziale, non quella formale, precisa la Corte di Cassazione. Per cui se ci sono prove o fatti che sono anche vecchi, ma non sono mai stati presi in considerazione seria in 3 gradi di giudizio, anche per quello si deve fare la revisione, per valutarli seriamente, dice la Corte di Cassazione. Ed è un principio di grande garanzia per tutti i cittadini, oltre che di civiltà giuridica. In ogni caso, il fascicolo del procuratore Tarfusser è arrivato sul tavolo del procuratore generale Francesca Nanni, è il primo atto di questo percorso. Ci vorranno settimane, eccetera. Ma quali sono gli elementi che potrebbero sancire l'innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano? Scrive Repubblica. Intanto la testimonianza dell'unico sopravvissuto, Mario Frigerio. Inizialmente parla di un uomo sconosciuto, pelle olivastra e via dicendo, un profilo del tutto diverso da quello di Olindo Romano. Poi punta il dito contro il vicino, indotto dalle domande di polizia giudiziaria. In più, l'elemento decisivo della traccia di sangue non avrebbe origine dal battitacco dell'auto di Olindo, anche sulla base del materiale fotografico. E infine le confessioni, sulla base delle registrazioni, sarebbero state fatte mostrando ai coniugi immagini della scena del crimine. Così scrive Repubblica. Adesso ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo il tutto con Felice Manti, autore dell'articolo dal quale siamo partiti poco fa per questo piccolo focus dalla rassegna stampa di oggi sulla cosiddetta strage di Erba.